ho difetto, sono un poco balbuziente. Quando canto non s'avverte, quando parlo invece sì. Ho 3 tic e son nervoso, questa cosa non diverte. Quando canto non s'avverte, quando parlo invece sì. Primo tic, fo raganella, il secondo fo il fischietto, e per terzo il pernacchietto, mi tormentano tutti e 3. Al mondo si nasce con una disgrazia. C'è chi nasce con un fischio, chi con 2. Io invece sono venuto a questo mondo con 3 difetti. Ieri per esempio ero in piazza con un amico, mi vede una guardia e mi dice: giovanotto, dica un po', dice, lei dice, che cosa fa? Io? Non faccio nulla. Dice: senta una cosa, venga con me, se non vuole altro andiamo. Non vi dico che provai con quel certo pizzardone, io ci persi la ragione e la calma lì per lì. Mi scappò una raganella, non volevo protestare, ma tentando di parlare mi scappò il secondo tic. Il secondo che sarebbe, se non sbaglio, l'ho detto, il tic del fischietto, lo parlai allora così. Ma sentite, giovanotto, mi sembra che voi vi muriate ancora di me? Io? Io no. Io non mi burlo né di voi né di altri. Dovete sapere che questa che ho io è una disgrazia di natura. E no, è già la terza volta che io vi richiamo all'ordine, voi mi rispondete con certi rumori che io non ho mai inteso. Mi vorreste per esempio spiegare che cosa sono questi vi dico che provai là davanti al delegato, mi sentii tanto eccitato che mi matta un pernacchio. Delegato e pizzardone e delegato, io fui interrogato e parlai allora così. Il brutto mi capita in questura davanti a un delegato con 3 difetti di natura. Il delegato appena mi vede mi dice: giovanotto, dica un po', dice, lei dice, come si chiama? Io? Mi chiamo quando mi chiamo come mi chiamo? Mi chiamo Filippo. Dice lei si chiama Filippo e dice che mestiere fa? Io faccio un bellissimo mestiere, faccio niente po' di meno che il suggeritore. Dice lei fa il suggeritore e noi la sbattiamo dentro. Signori miei scusate se vi ho un poco annoiato, ma il tic mio sfrenato non so reggere di più. Non ti preoccupare. Cammina, che adesso ti ho portato maresciallo. Buongiorno. Ma chi vi ha fatto? Scusate un attimo, scusate. Ha puntato. Maresciallo.
Ma che è successo? Fermo, fermo. Finitela con le mani! Non si Maresciallo. alzano le mani qui! Allora, maresciallo, vi espongo il fatto. Per cortesia, educazione, correttamente spiegatemi. Allora. Che siete venuti a fare qua? E niente, Non mi fate salire i cazzi! ho portato questo individuo qua. Che è successo? Perché Niente, l'avete portato? camminavo sulla strada, E beh, mi comincia a baciare. a baciare. Sì, poi io non gli davo confidenza a questo signore che io non lo conosco. Bene. E mi cominciava a malmenare, a picchiare. Come si chiama lei? Io, Rossi. Non ho capito. Stia calmo. Il signor Rossi si è presentato alle ore... Meno 5. Lei come si chiama? Il cognome mi serve. Allora, fatemi capire un attimo che siete arrivati qua. Ma scusa, alto, fermatevi! Speak francese? No. Parla inglese? Albanese? Marocchino? Egiziano? Che lingua parlate? Ma scusa, voi riuscite a capire? Niente, una parola, niente. Non lo conosco e non capisco. Finito la cosa! Maresciallo. Non alzate le mani! Allora. Non alzate le mani qua in casetto! Io me ne sono... Maresciallo! Finitela con le mani! Non si alzano le mani, non mani! Fatemi capire a gesti! Mimate gesti! Cosa è successo? Voi statevi qui, non vi muovete! Cioè, avete salutato qualcuno? Non ho capito. La penna, sì. La penna qua sotto. State male. Ah, la penna è il termometro della febbre. Ecco, avete la febbre, ho capito. Avete la febbre. Avete la febbre? Avete la febbre? Febbre? Febbre e schiaffo. Maresciallo! Avete la febbre, viene dato uno schiaffo. Febbre? Febbre? Maio! Febbraio! Ma tutto qua, capitano. Allora, a febbraio che è successo? Il mese di febbraio di quest'anno, dell'anno scorso, di 2 anni fa, di 10 anni fa, a febbraio di 20 anni fa, a febbraio di 30 anni fa. Ecco qui, che è successo 30 anni fa a febbraio? Un attimino, il signor Pac ha affermato che a febbraio di 30 anni fa si è messo a volare? Ah, Camminava. avete girato il film di Titanic sulla... Avete volato! Volava. E allora, 30 anni fa avete preso un aereo e siete arrivati qui all'aeroporto, in Italia, all'aeroporto di Ramezzo in Italia! Arrivate all'aeroporto di Ramezzo in Italia, che è successo insomma? Siete arrivati per lavorare, e che lavoro avete fatto? Vi siete messo a... Lo squalo! Lo squalo! Avete girato un film degli indiani! Siete venuti a lavorare? Siete venuti a... Avete scoperto? Avete scoperto? I cavalli! I cavalli! Avete lavorato come in un... Nell'acqua avete lavorato! Che avete fatto insomma? Oh, che state facendo? Fatelo fare che devo capire! Avete lavorato in uno spogliarello? Avete... Ah, siete arrivati in Italia, vi è venuta una colica sull'aereo e siete andati al bagno a lavorare nel bagno! Bagno piccolo! Dai, più piccolo ancora! Bagnino! Il bagnino!
Il bagnino! Allora, 30 anni fa siete arrivati, avete preso l'aereo, siete arrivati in Italia, siete arrivati qui e vi siete messi a lavorare e a fare il bagnino. Ma adesso il nocciolo della situazione! Cosa è successo con questo signore? Tanto. Oh, what a oh. E l'avete avete fatto il bagnino e avete incontrato, siete un gay, avete incontrato una persona, una bella ragazza, Oh, God, quindi sì, avete fatto il bagnino in un villaggio, avete conosciuto una bella ragazza, l'avete baciata, vi siete innamorati, sì, l'avete toccata, l'avete palpata, alle tette, alla pancia, e poi siete andati a dormire, siete andati a dormire e di conseguenza è scaturito che vi siete baciati, anche il signore è gay, va bene, vi siete baciati, avete fatto l'amore, vi siete insomma soddisfatti tutti e due, dopodiché vi è venuto un dolore di pancia. È uscita incinta. Ecco qui. Dopodiché la presente è uscita incinta riportando... non ho capito. È uscita incinta. Non ho capito. È uscita incinta. È uscito il bambino. È uscito il bambino. E allora il bambino. Ma alla fine stasera siete venuti qua per che cosa? Ho capito! Siete alla ricerca di questo bambino e avete visto in questo signore il vostro bambino. È vostro figlio! Ecco il tuo papà lui! Il tuo papà, hai capito? E siamo ancora stasera in questa caserma! Abbracciatelo e baciato! Non mi posso muovere. Carmelina. Tanta guaia, passa ma come? Perché noi c'è a mangiare una pizza, c'è a mangiare ieri sera, tu niente nemmeno un ristorante cinese. Un ristorante cinese. E che ci hanno filato di mangiare. Papà, ma ci fatto una montagna e riso. Di chi? Eppure dicono che o riso a stregno, dicono. E che male pancia, io già una volta. Che se secondo me sarà stato gelato fritto, sarà stato, ma come già fa. Mamma mia, e come puzza, e come si fa? Che se mi pare un culera. Involtini primavera, questo è proprio autunno inoltrato. Ma che m'ha messo? Tengo proprio la capanata a parte. Ma ci scordato gammas! Mamma mia, e come faccio stamattina? E chi lo sente l'autore, chi lo sente? L'autore? L'autore. Ma perché voi non sapete chi è l'autore? Ancora vado a imparare chi è l'autore non giusto. Leonardo. Leonardo. Quello là che sta dentro qua, è quello là... è facilmente riconoscibile perché quello là è un poco più alto. Qui ce ne stanno due, uno così e quello là, quel bel pezzo di giovane, diciamo, alto. È bello non tanto. Giovane nemmeno. E io stamattina mi fa una pancia, come già fai? Io ho già fatto una pensata. Io mi metto un gamma per Ernesto. Ecco qua. Perché io certo mica posso stare dentro al salone di barbiere così. La gente che trasano dice chi è la manicurista, per niente mi pigliano per una cliente che possa fare barba in un salone di barbiere per maschi. È impossibile. Ecco qua. Poi, tanto chi Ernesto, oppure sta senza gamma. La verità proprio mi sta pure bellilla. Mamma mia, come feta! Ci vuole proprio un intervento. Ecco qua, oi. Ma puzza proprio pesante. Speriamo che mo che vengono Ernesto non se ne accorge. Oh, gammas. E la puzza.
Chi lo sa? Ma che fai? Parla solo? Buongiorno, buongiorno, Annare. Buongiorno. O camera mia, hai visto? O camera mia, Anna? No, No, non l'hai vista. no. E come hai fatto a tu mettere? Lo tieni in gol, no? Me l'ha già visto, non Ernè, perché stamattina... Ma mi dovete scusare, ma mi sono dimenticato il camice. Madonna mia, ma che è stufita? Io camera vostro, non Ernè, chi lo fa Eh. con me che? Guarda. Ma qua camera mia, Ma che profuma! Questa è... Mamma roga, chi sei eccessa proprio? Non Ernè, sapete che mi è successa ieri sera? Mamma roga, chiami i pompieri. Chi l'è stato fatto cinese alla dinta? Chi? Io ho fatto cinese ieri sera, gli involtini primavera, un gelato fritto. Figlia Non mia riesce di niente. bella, sei chiuso un ristorante cinese. E non ci Mamma roga, ha- lei una itta, e tu roba che hai una itta, ti hai mangiato tu? Ho mangiato troppo. Se rimane a poco che più un caffè, ce la Non faccio. Ernè! Io arabo, faccio sfondiare un poco! Non Ernesto! Oh, mamma mia, però chi là aveva ragione, ma caffè è proprio brutto! Il mumulef, perché se visto non so mettisse, succede proprio, chi lo sa. Mamma mia! E chissà, ma posso mai scrivere fuori un magazzino oggi chiuso per fietto? Invece ferie chiuse per ferie fietto. No, ja. Mamma mia, pure qua sa puzzoloni di questo. Io tengo sempre profumato che sta fetta pure qua. Mamma mia, sono belle e care questi ristoranti cinesi, mamma mia, che ci hanno andato a mangiare? Eppure sono chiuso un paio di volte, mi sono trovato bene. Quello Yapılmakta olan Ulusal Dalgıçlık Olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlet. Atladı.
minutos, iremos hasta la 49. Llegarle con los costados, no ha tenido paciencia, no lo ha pensado bien a ese aspecto. Por eso picamos sobre la izquierda. Quitting smoking is not easy. So continuing with transportation, Chapter 3, prior to the wheels, the primary mode of locomotion for early man was walking. Still paleontologists have determined that various species of birds, animals, used to extend man's range of movement. What is that smell? Oh yeah!